Io sono alto 1,82 m e questa sale per altri 2 metri quasi, qua forse poco meno, però si accosta alla parete rocciosa naturale, questa, e lo chiude. Il muro chiude questa parete rocciosa e la parte circolare continuerebbe qua dentro, ma vedete quanto è difficile penetrarvi dentro. Adesso voglio farvi vedere la zona ovest, cerco di non farmi male. Guardate qua in mezzo la dimensione di questi conci, delle piattabande enormi che chiuderebbero il cerchio, la circonferenza di questa torre, e qua sotto la dimensione del crollo e di tutte anche le strutture che si vedono sotto. Però la cosa principale è la parte di crollo che dà il nome a questo nuraghe, un nuraghe Schuschauer crollato. Quanto sono grandi questi conci, guardate qui, guardate quanto crollo. E all'interno di questo nuraghe tutto intorno non ho trovato nessun coccio, però vedete, doveva essere bastionato, cioè ci doveva essere un bastione che univa la parte nord del nuraghe, quindi la torre nord, a quella sud, che poi in realtà è un po' diverso l'andamento delle torri. Però guardate questa qui, bella, che dà sulle spiagge di Costa Rica che si vedono laggiù.